36.000 nelle scuole primarie, 22.300 nelle medie inferiori, 32.000 nelle medie superiori. Per circa 90.000 studenti delle scuole del Veneto scattano le lezioni. Si divideranno in circa 4.200 classi, con una media di 21,9 per ogni classe, circa 7.200 gli insegnanti che si occuperanno della loro formazione. L'obiettivo è chiaro. Equità, cioè che l'offerta formativa all'interno sia di valore, questo ci preme, che sia veramente qualitativamente significativa per la crescita degli alunni secondo quelle che sono le richieste di oggi. Miola aggiunge che il compito della scuola deve essere quello di andare oltre ogni discriminazione, valorizzando le differenze per fare della scuola una palestra di democrazia. La scuola è fatta di cuore e di testa che si trovano insieme, quella degli alunni e quella degli insegnanti, che è però anche il punto di eccellenza, il punto di forza. Miola si appella ai docenti. Devono aver scelto questo mestiere e non averlo subito come ripiego rispetto ad altre strade. Oltre 11.000 gli studenti stranieri, col 40% di loro che è nato in Italia, 2.473 gli alunni con disabilità, che saranno seguiti da 1.260 insegnanti di sostegno. In questo settore servirebbe più personale specializzato, ma dalle università non ne arriva quanto ne servirebbe. Dai 100 ai 150 all'anno e non bastano. Ma gli alunni con disabilità certificata saranno seguiti adeguatamente. Sono assolutamente tutti quanti seguiti a seconda del loro grado di disabilità. I problemi però non mancano, dal costo dei testi a quello dei trasporti a quello degli edifici che hanno bisogno di manutenzione, ma c'è dell'altro e riguarda il modo in cui si insegna. La didattica italiana è molto arretrata, manca una riforma seria dei programmi che non riescono mai a arrivare a termine, spesso si fermano alla prima parte del Novecento tagliando fuori completamente l'attualità. Gli studenti si faranno sentire nel giorno di inizio delle lezioni. Volantineremo per dare appunto dei segnali anche su quelli che sono i diritti degli studenti che spesso non vengono esposti nelle ore di lezione. Già annunciate manifestazioni con assemblee il 20 settembre per preparare una grande manifestazione regionale il 20 ottobre.